la scelta sullo Stambecco è stata dettata proprio anche da questo, ottima riconoscibilità da parte di tutti, quasi tutti insomma riconoscono lo Stambecco da altri animali, e un disturbo limitato in caso di incontro e la possibilità di studiare una colonia molto particolare. È di Davide Berton l'idea del progetto Stambecco, iniziativa del Club Alpino Italiano interamente concentrata nell'area cadorina di Antelao, Marmarole e Sorapis. Berton è uno scienziato, è stato promotore e poi coordinatore del progetto nazionale del CAI sul lupo. Berton, come è nato il progetto Stambecco e a chi fa capo oggi? Il progetto Studiamo insieme gli stambecchi dell'Antelao, Sorapis e Marmarole è nato da una mia idea, come grande appassionato della fauna alpina e in particolare della colonia di stambecchi insediata in quel territorio, quando il rifugio Pietro Galassi a Forcella Piccola nell'Antelao è stato inserito nella rete dei rifugi sentinella per il clima in una convenzione tra CAI e CNR. A questo punto ho portato questa mia idea di studiare un animale simbolo delle Alpi ed alta quota all'interno del comitato scientifico Veneto Friulano e Giuliano. È stata accolta con favore, poi si è sentita la sezione di Mestre e si è avviato il lavoro che ha portato poi alla realizzazione del progetto. I referenti sono il sottoscritto, il presidente del comitato scientifico Veneto Friulano e Giuliano Giuseppe Borzello, e la supervisione scientifica del progetto è in mano al dottor Mauro Bond del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue di Venezia. Dunque, qual è lo scopo? Quali obiettivi ha il progetto Stambecco? Lo scopo e gli obiettivi del progetto sono quelli di studiare un animale simbolo delle Alpi come lo Stambecco, un animale che vive in quota e che sta subendo sicuramente gli effetti del cambiamento climatico. Si è pensato allo Stambecco anche perché è un animale che subisce poco il disturbo antropico e dunque aprire allo studio anche alle persone comuni, agli escursionisti, a tutti gli appassionati, prevedeva, ed è indispensabile, avvenga verso una specie non così fragile come potrebbero essere altre più delicate. Dunque la scelta sullo Stambecco è stata dettata proprio anche da questo, ottima riconoscibilità da parte di tutti, quasi tutti insomma riconoscono lo Stambecco da altri animali, e un disturbo limitato in caso di incontro e la possibilità di studiare una colonia molto particolare. Una colonia che è stata fondata nel 1965 quando la riserva di caccia comunale di San Vito di Cadore ha rilasciato 8 esemplari di stambecco alle pendici del Sorapis. 2 subito sono migrati verso la Croda Rossa d'Ampezzo e gli altri hanno fondato la colonia. Nel 1975 poi sono stati rilasciati altri 2 esemplari in loco, un maschio e una femmina, e da questo esiguo numero di fondatori si è sviluppata la colonia che conosciamo oggi, che ha avuto parecchie vicissitudini anche sanitarie, con la comparsa deleteria della rogna sarcopitica a inizio anni 2000, che ha falcidiato la popolazione e che ripetutamente ritorna, però fino ad adesso insomma la colonia è resistita con numeri accettabili. Certamente i cambiamenti climatici in atto la stanno mettendo sotto pressione ed ecco che lo studio vuole proprio indagare su questo. È uno studio che non andrà nel dettaglio, ma uno studio complessivo per vedere come usa il territorio la colonia, quali sono le scelte in base alle stagioni, i tipi di ambienti che frequenta, il numero dei capi presenti, la anche situazione di maschi, femmine, giovani nell'area. Si vuole dunque fare un'analisi della situazione a oltre 40 anni dai primi rilasci, e va sottolineato che la colonia di cui stiamo parlando è la prima reintrodotta nelle Alpi italiane orientali, dunque è anche una colonia storica poco studiata e poco conosciuta tutto sommato, e noi ci prefissiamo l'obiettivo di conoscerla meglio ed avere un punto della situazione a così tanti anni dal suo rilascio. Il progetto Stambecco si riferisce a un'area circoscritta delle nostre Dolomiti bellunesi, cadorine in particolare. Perché? L'area di studio individuata è abbastanza ristretta rispetto al complesso delle Dolomiti e alle altre colonie presenti nelle Dolomiti per quanto riguarda lo Stambecco.
Si è pensato di circoscrivere la cosa ai gruppi montuosi dell'Antelao, del Sorapis e del Marmarole, partendo sempre dall'idea iniziale del punto di riferimento del rifugio Pietro Galassino, che è rifugio sentinella per il clima. Aprire a altri territori comportava un impegno anche di raccolta dati, di coordinamento importanti, e poi poteva essere anche dispersivo, mentre la colonia presente nel Cadore centrale in questi gruppi montuosi, come detto prima, è una colonia poco studiata, che ha una storia ben particolare ed è insediata in un territorio aspro e selvaggio e poco disturbato, che, come anche per tutti gli altri territori, sta subendo in maniera evidente gli effetti del cambiamento climatico, con queste estati molto calde ed inverni poco nevosi. Dunque, circoscrivendo la cosa, pensiamo possa essere più gestibile e possa portare, per noi del Club Alpino Italiano, ad uno studio che non vuole essere uno studio di dettaglio, ma che abbia una visione complessiva di quello che è questa colonia in questi anni. Una novità interessante è che questo progetto ha bisogno della collaborazione dei frequentatori della montagna, purché non diventi una gara, non è così? Sì, il progetto che abbiamo messo in piedi si avvale della collaborazione di tutti, ed è bello coinvolgere persone comuni, appassionati, meno appassionati, studiosi, insomma chi è interessato a partecipare a questo nostro progetto può farlo in maniera molto semplice, che è quella di andare a camminare in montagna. Non deve andarci apposta per il progetto, ma chi durante l'estate, l'inverno, in mezze stagioni si trova a frequentare i territori delle Marmarole, dell'Antelao, del Sorapis e incontrano gli stambecchi, hanno la possibilità di mandarci le indicazioni che richiediamo, che come detto sono semplici, attraverso una scheda che è presente in formato elettronico, dunque anche facilmente compilabile. Da questa scheda noi poi ricaveremo i dati necessari per affinare e per portare a compimento il nostro studio. Dunque quello che è importante è che non diventi una gara a chi vede più stambecchi, non puntiamo ad aumentare il disturbo in quota e nelle montagne, in natura che già è abbondante, anche addirittura esagerato in alcuni casi, ma puntiamo ad avere una collaborazione fattiva e matura da parte delle persone che vanno in montagna, che così, osservando attorno a sé quello che è la natura e le presenze faunistiche, possano collaborare e darci informazioni utili. Per quanto tempo il progetto resterà aperto alla raccolta di informazioni e alla fine come e quando prevedete di divulgare i risultati del progetto Stambecco? Sì, il progetto è partito nella fine primavera, inizio estate del 2022 e proseguirà per 5 anni. Ci abbiamo dato questo riferimento temporale per poter incamerare un certo numero di dati e di osservazioni che ci permettano di elaborare uno studio che altrimenti non sarebbe possibile. Ovviamente a questo studio parteciperanno anche enti come la provincia di Belluno, che sicuramente potrà fornirci anche dei dati interessanti, dei censimenti che ogni anno fanno come provincia, ai quali con alcuni soci CAI nel futuro pensiamo di partecipare e dare il nostro contributo. Mi preme dire che alla fine di questi 5 anni cercheremo di creare una pubblicazione dove si parla di Stambecco, dove si parla dello Stambecco di questo gruppo montuoso e dei dati raccolti, in modo da fare una cosa che possa essere utile sia per fare il punto della situazione della colonia in questione, ma dello Stambecco in generale, dunque un documento utile per gli appassionati e non solo. Altrettanto importante è segnalare che sono molti gli enti patrocinanti, come CAI Veneto, come la sezione del Club Alpino Italiano di Mestre, il Comitato Scientifico Veneto, Friulano e Giuliano, il Museo di Storia Naturale Giancarlo di Ligabue di Venezia e la provincia di Belluno. A corollario di questo importante progetto stanno nascendo delle bellissime opportunità, soprattutto a Rifugio Galassi, ma anche poi nelle vallate per chi richiederà serate o qualche informazione in più. Si possono creare degli eventi interessanti. Quello che mi preme sottolineare e rendere partecipe chi ci sta seguendo è che dal 29, 30 giugno e 1 luglio a Rifugio Galassi ci sarà un importante convegno dal titolo
Laboratorio Sinergie per l'adattamento. È un convegno di altissimo livello che viene fatto a quote elevate, è un gioco di parole, proprio a Rifugio Pietro Galassi, dunque una realtà molto suggestiva ai piedi di Antelao, con grandi interventi di personalità del mondo scientifico ed accademico. Dunque siete tutti invitati. Anche l'anno scorso c'è stato qualcosa di simile ed è stato molto interessante e molto apprezzato.